Siamo in diretta. Ho capito. In diretta. Sì, siamo in diretta? Sì. Ah, siamo pronti? Sì. Si sente? Buongiorno, benvenute, benvenuti al primo appuntamento di Entula 2022 a Fordongianus. È un appuntamento speciale non solo per i nostri ospiti così giovani, a cui non siamo abituati, ma insomma speriamo di continuare a vederli anche nei prossimi anni. È un appuntamento speciale per questo contesto naturalistico, ed è un appuntamento speciale perché finalmente dopo 2 anni da quando l'abbiamo promesso siamo venuti qui a Fordongianus a piantare più di 200 alberi che corrispondono a una parte dei libri venduti durante il Festival Entula del 2020. Siccome la maggior parte dei lettori e delle lettrici preferisce leggere i libri di carta anziché ebook, allora abbiamo pensato a come poter ricompensare l'ambiente della gioia che ci dà attraverso la carta e i libri che amiamo leggere. Quindi abbiamo pensato di piantare un albero per ogni libro e abbiamo pensato insieme al sindaco di chiedere a voi ragazzi e ragazze di piantare questi alberi, perché sarete voi a leggere i libri che poi nasceranno da tutta questa cellulosa. E siamo molto felici anche di avere in questa occasione un ospite d'eccezione, lo scrittore Antonio Pascale, che oltre che prima ancora che essere scrittore in Audi, insomma noto a livello nazionale, è uomo di scienza forestale. E quindi ci sembrava che poter parlare del suo libro in questa occasione, appunto, in cui libri e alberi e natura si incontrano, fosse perfetto. Prima di lasciare la parola al sindaco, che ringrazio tutta l'amministrazione di Fordongianus, ringrazio l'ente Forestas, che è quello che materialmente poi rende possibile questa attività, la libreria Chiara e Stefi di Ghilarza e l'istituto comprensivo, che ha fatto sì che voi siate presenti qua, che è la cosa più importante. Serafino, lascio la parola a te. Grazie Francesca, grazie a voi tutti per essere qui presenti oggi. Io ringrazio Liberos, ringrazio il Festival Letterario Entula per aver scelto tra le 2 tappe sarde in cui appunto impiantare gli alberi Fordongianus. Fordongianus è molto legata a Liberos. Liberos nasce proprio a Fordongianus, nella moderna struttura termale, e siamo tra i primi comuni che ne hanno fatto parte e continuiamo con orgoglio a farne parte. Questa appunto è una giornata che ci riempie di orgoglio, perché solo 2 comuni sardi contribuiranno appunto a reimpiantare un albero per ogni libro letto nel 2020. È un dato importante. Il 2020 è stato l'anno orribile, che ci ha visto chiusi in casa, l'anno che ci ha visto rinunciare a tantissime cose. Voi bambini lo sapete più di tutti. E sono riusciti, nonostante ciò, in pochissimo tempo a vendere 450 libri. Quindi nei 2 paesi sardi verranno rimpiantati 450 alberi. È un'iniziativa lodevole per capire la sostenibilità, per capire quanto importante sia il rispetto dell'ambiente. Abbiamo scelto quest'area perché è un'area molto vicina alla natura più importante di Fordongianus, che è il Tirso. Come vedete abbiamo impiantato anche alberi grandi, adesso ne impianteremo alcuni più piccoli che poi voi in futuro mi auguro curerete. Ringrazio l'autore, l'autore Antonio Pascale, ringrazio tantissimo l'agenzia Forestas, senza la quale non sarebbe stato possibile avere questa giornata, e ringrazio l'istituto comprensivo e il dirigente ingegner Serafino, mi sta sfuggendo il cognome, mi perdonerà, Piras, perché appunto ha reso possibile questa giornata con i bambini. Cedo la parola all'autore, anche perché vi ho annoiato abbastanza. Buona giornata. Ma quanto siete carini e belli.
Io mi chiamo Antonio Pascale, buongiorno, sono uno scrittore, cioè sono una persona che cerca di raccontare delle storie, delle favole, affinché tutti possiamo conoscersi. Con i microfoni. Meglio? Ok. E sapete come mi è venuta la passione, la voglia, il desiderio di raccontare delle storie? Mi è venuto su per giù quando avevo la vostra età. Perché quando andavo alle elementari io non parlavo bene, balbettavo, non riuscivo a parlare. Però sapete cosa mi succedeva? Proprio perché non parlavo, vedevo più cose rispetto a quelle che gli altri miei amici vedevano. Per esempio, mi sembrava che tutto quello che io guardassi, gli alberi, le case, assomigliassero a dei volti umani. Ricordo benissimo che quell'albero lì, che si chiama Salice, che avete dietro le vostre spalle, io me lo ricordo e quando lo guardavo non mi sembrava un albero, ma mi sembrava un bambino che piangeva. Era un po' come me, forse, un bambino che soffriva. E io mi avvicinavo a quest'albero, andavo sotto le sue chiome e qualche volta mi ricordo che accarezzavo il tronco. Ed era un po' come se accarezzassi me stesso. L'olivo, che è un albero con un cespuglio molto ampio, mi sembrava un bambino che non stagliasse mai i capelli e che fosse allegro e che portasse questi capelli non curati e mi era molto simpatico. Poi col tempo sono cresciuto e ho capito che negli alberi ci sono delle storie e noi possiamo raccontare le storie degli alberi perché così facendo raccontiamo un po' le nostre storie. Adesso voi pianterete degli alberi e questi alberi hanno una caratteristica che sono sicuro che fra qualche tempo imparerete ad apprezzare. Tutti questi alberi sono un po' come voi, hanno i piedi per terra, così, però hanno lo sguardo rivolto verso il cielo. Ed è quello che mi piacerebbe augurarvi, che voi tutti diventiate come degli alberi, cioè che riuscite a assorbire le sostanze nutritive della terra e portarle in superficie e cambiarle, e così che potete guardare il cielo, che è sempre molto bello. Gli alberi hanno questa particolarità, lo sapete, prendono sostanze dalla terra, le portano verso le foglie hanno delle piccole finestre, si chiamano stomi, si aprono, fanno entrare un gas che si chiama anidride carbonica e grazie al sole, che adesso vedete ci colpisce in viso, avviene una reazione chimica, per cui si produce acqua e ossigeno. E noi beviamo acqua e respiriamo ossigeno, quindi siamo i prodotti delle piante. E alle piante dobbiamo tanto, dobbiamo la nostra stessa vita. Quindi se noi proteggiamo le piante, proteggiamo noi stessi. Se noi accarezziamo le piante, accarezziamo noi stessi. E io vi auguro con tutto il cuore, siccome siete tanti e belli, che voi riuscirete ad essere proprio come le piante. Cioè riuscirete a far sfruttare la terra che calpestate e a trasformarle in nuvole e acqua, così che potete guardarle e potete raccontare delle storie. Solo questo voglio dirvi e adesso spero che tutti gli alberi che pianterete diventeranno giganti e voi stessi poi quando diventerete grandi direte questo gigante l'ho fatto io con le mie cure. Sarà un modo per dire anch'io sono un gigante come l'albero. Ciao a tutti e grazie. Prima di liberarti vorrei sapere se c'è magari qualche domanda per te, anche visto che insomma abbiamo un così folto pubblico, chiaramente possono fare domande anche i grandi, quindi se ce ne fosse approfittiamone.
Altrimenti una te la posso fare io. Sì, una curiosità, dato che tanto insomma abbiamo qualche minuto, ne approfitto. Volevo chiederti, questa idea di abbinare un racconto ad ogni albero, se ti è venuta, diciamo, dopo aver scritto i racconti, hai pensato di abbinarli agli alberi o se sono gli alberi che ti hanno ispirato i racconti della Foglia di Fico? Quello che prima ti dicevo è vero, io davvero non parlavo. Io ho parlato tardi, fino a 5 anni non riuscivo a parlare. Usavo dei suoni per esprimermi. Per esempio lo zucchero per me era ding ding, non so perché lo chiamavo così, ding ding. Mi sembrava che il suono fosse un suono allegro, bello. E davvero le cose che guardavo somigliavano a dei volti. Anche i palazzi per me erano dei volti. I cornicioni erano le sopracciglia, le finestre erano degli occhi. E così mi capitava per gli alberi. Gli alberi erano delle persone che mi parlavano. Succede spesso che quando uno ha un difetto recupera in un altro senso. Quindi io non parlavo, però vedevo di più. E questa, diciamo, vista, questo superpotere, perché si trattava di un superpotere, vedere le cose e trasformarle nella mia mente, mi è servito per scrivere. Adesso loro sono molto piccoli, quindi non so se possono capire quello che dico, ma sono sicuro che lo possono sentire. Voi lo potete sentire. Se avete un giorno dei problemi e non riuscite a parlare come me o esprimervi come avreste voluto esprimervi, non vi preoccupate. Davvero non vi preoccupate. Perché guardando il mondo voi avrete voglia di esprimervi. L'importante è che pian piano troverete la vostra voce. Tutta la vita è un percorso durante il quale noi cerchiamo la nostra voce. E anche se questa voce non esce bene all'inizio, ma non vi preoccupate. Non vi preoccupate perché siete belli, giovani e troverete le parole giuste piano piano. Le storie aiutano a parlare bene perché ci fanno capire che le persone possono soffrire, possono avere dei problemi, possono cadere, inciampare, però si possono anche rialzare. Le storie sono un modo per farsi forza e gli alberi contengono delle storie. Quindi se noi piantiamo alberi ci facciamo forza. Gli alberi sono come fare un girotondo tutti insieme, come quando facciamo il girotondo e ci diamo per mano, o come quando giochiamo un videogioco. In fondo comunichiamo con qualcuno o qualcuna. E questo, secondo me, è il senso di piantare gli alberi. A parte che facciamo bene all'ambiente, creiamo acqua, nuvole, e noi ci nutriamo di nuvole perché pensiamo, le nuvole ci fanno sognare, le nuvole quando passano in cielo raccontano delle storie perché ognuno vede nelle nuvole qualcosa e l'acqua ci serve. Quindi più piantiamo alberi, più nuvole creiamo, più acqua beviamo e più saremo felici. Mentre parlavi, Antonio, pensavo, beh, se male che vada, qualcuno di questi ragazzi o ragazze poi diventerà scrittore, come è capitato a te, non sarebbe un cattivo risultato. Intanto so che questo è un paese di lettori e di lettrici, perché c'è una biblioteca che funziona molto bene. Noi lo diamo per scontato, ma non lo è, perché in quasi tutto nel sud Italia, da Napoli in giù, pensare di avere una biblioteca in ogni paese è un miraggio. In Sardegna li abbiamo anche nei paesi più piccoli e non ci rendiamo conto di questa ricchezza a cui siamo abituati, però è veramente, vi assicuro, un privilegio. Quindi mi fa piacere ricordarlo, non solo perché c'è la bibliotecaria presente, ma perché appunto è così che crescono paesi di lettori e di lettrici, grazie alla presenza delle biblioteche. Io vorrei chiedere se c'è qualcuno di Forestas che può invece venire a dirci che alberi andremo a piantare e perché abbiamo scelto, perché sono stati scelti quelli per sono corbezzoli? Chi c'è che ci può dire perché proprio corbezzoli? Venghi.
E qui a poi no, perché non si sente in No, streaming. perché allora, poi magari Massimiliano prende coraggio. Sta arrivando in teoria anche Antonio, però chi diciamo dirige, però se no dovrai farlo tu, non lo so. No, io invece ho una domanda, una curiosità, anche sentendo il racconto della presentazione di ieri. Se diciamo, com'è cambiata l'agricoltura? Se questi alberi li avessero messi a inizio Novecento, dei bambini diciamo di 100 anni fa, come sarebbe stato secondo te? Come glielo potremmo descrivere la differenza che c'è nell'agricoltura o anche nel tutelare l'ambiente, che ora forse tanto abbiamo perso? Ma non so, non è che poi l'abbiamo perso, in realtà i vostri nonni sono vissuti in un mondo più povero. Io lo chiamo il mondo di Pinocchio, perché Pinocchio è la storia di un burattino, ma anche la storia di un burattino che aveva tanta fame, aveva sempre fame, perché non riusciva a mangiare. La storia dell'agricoltura è la storia di tanti Pinocchi che cercano di mangiare e non ne hanno la possibilità. Noi invece abbiamo questa possibilità oggi di mangiare tanto in abbondanza e lo abbiamo anche perché abbiamo piantato degli alberi più belli e delle persone li hanno curati. Quindi a voi adesso spetterà costruire un bosco più bello, che diano frutti più buoni e in abbondanza per tutti. Quindi è un compito che pian piano le nuove generazioni perderanno. Adesso facciamo venire il forestale che racconta un po' il colbezzolo che andiamo a piantare, perché insomma no, non posso raccontarlo. No, allora, sono dei colbezzoli meravigliosi, piccolini, eccoli lì. Non solo, colbezzoli perché faremo poi una siesta, però chiaramente hanno imbarazzo perché sta arrivando il capo, sta arrivando il Ok, direttore, va bene, quindi quindi è un po' come se parlassero i bambini anziché le maestre, no? Così è. Ci piacerebbe che parlassero i bambini. magari, sì, magari. Non so se... Ma attendiamo se avvicinano di voi. Buongiorno, sono il caposquadra del cantiere qui del paese di Fordongiano. Vabbè, le specie che abbiamo portato oggi sono lentisco e corbezzolo, sono le specie sarde per eccellenza, e poi abbiamo varie altre specie che mettiamo che al momento non sono disponibili perché insomma anche quelle devono andare in produzione e quindi insomma, però sono le specie proprio, diciamo, il lentisco e poi una specie che diciamo va sempre anche per creare delle siepi bellissime, lo puoi trasformare in alberello, far crescere e poi rispetto alla altre specie tipo il mirto non hanno dei profumi forti, ad alcuni possono risultare sgradevoli, quindi magari si tende a prediligere il lentisco come specie da mettere specialmente dentro i paesi, e quindi insomma noi si lavora sempre per migliorare, perché anche le piante in sé vogliono aiutate nell'andare avanti, come anche un bambino, anche la pianta vuole la sua cura per sviluppare, per insomma, progredire che è arrivato il direttore. Lascio la parola. Buongiorno. Volevano scavalcare, colpa mia. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti tutti quanti, essere numerosi in questa giornata, e grazie anche a tutti i bambini che oggi pianteranno queste piante. Si tratta di piantine che vengono prodotte in un vivaio forestale.
e sono piante di corbezzolo e di lentisco, sono piante tipiche della Sardegna. Io spero che per tutti i bambini questa giornata sia particolarmente importante, perché come i bambini, anche le piante che andremo a piantare hanno bisogno di un sacco di attenzione e di cura, e spero che i bambini dopo questa giornata potranno o vorranno curare queste piantine anche dopo che sono state piantate. E quindi spero che tutti i bambini avranno attenzione per la piantina che metteranno a dimora, vorranno perlomeno controllarla e verificare che stia bene la piantina. Quindi vi auguro di passare una bella giornata e di potervi divertire, che questa giornata possa restare anche nei ricordi di tutti. Grazie. E di nuovo, no, io ringrazio ancora di più Antonio Pascale, perché comunque mi rendo conto che non sia semplice per un autore una presentazione totalmente atipica. Di solito gli autori sono abituati a raccontare il libro. In una giornata come questa il libro purtroppo per lui passa quasi in secondo piano. Prende il sopravvento il messaggio, che appunto è quello della sostenibilità ambientale, del rispetto ambientale, e soprattutto il fatto che voi potrete mettere una pianta. Tornando al discorso di che piantine abbiamo scelto, sono state scelte delle piante più resistenti, perché se fa un'estate come quella dell'anno scorso, di queste non di Campaduna. Quindi è anche importante che vi ricordiate di averla messa e magari passate anche a dargli un pochettino d'acqua quando avete tempo. Lo vedremo anche noi, però è anche importante il messaggio che voi curiate appunto questi alberelli che state piantando. Grazie, e adesso iniziamo appunto con le piante. Grazie ancora.